Questo è il nuovo chef arrivato qui il Campaccio. Ecco che il nome del ristorante gastronomico del Relais, come nella mascherina, che io ancora non ho, purtroppo, perché poi devo dire che dopo la mia visita, poi purtroppo l'anno successivo, è arrivato il Covid. Ecco, quindi è nato il Relais Mastroianni, che fa parte dell'universo di Illy, e quindi c'è stato un inizio con una cucina appunto chiamata il Campaccio, e c'è stato un avvicendamento di chef, e qui con noi abbiamo... Tolgo la mascherina. Come dicevi? Tolgo la mascherina. Sì, abbiamo Raniero Di Benedetto. Ecco, Di Benedetto, direttamente da Roma. Però mi sembra di aver letto nel curriculum vitae, intanto assaggio questo cocktail che mi hanno fatto. Ecco, che cos'è questo? Questo è il Tosco Mule. Che sarebbe analcolico. Sarebbe Moscow Mule, però essendo in Toscana è diventato Tosco Mule. Gioco di parole. Ottimo, quindi grazie al bartender che l'ha appunto preparato. E qui leggevo nel curriculum vitae che lei è svizzero, francese. Ho letto di questa località, Roux, eccetera, eccetera. Sì, diciamo come una delle ultime esperienze è stata a Parigi. E quindi sì, ho vissuto lì. In quella via? Sì. No, non c'era un ristorante? Sì, ho fatto un'apertura di un ristorante. Che si chiamava? Che si chiamava Impronta. Ecco, mi mancava Impronta, ecco, per questo. Sì. Ecco, quindi il nome a Parigi. Sì, a Parigi. Era decisamente ben italiano, quindi non è che è nato a Parigi. Ecco. No, è nato a Roma. Ecco, quindi romano che è arrivato qui in coppia con la pasticcera. Sì. Che si chiama Sara, cognome tedesco. Ecco, che è dal cognome invece non è romana. No, origini, diciamo, zona ucraina. E molti sbagliano il cognome, quando scrivono il cognome suo, sbagliano a scriverlo. Cioè, sentendo la pronuncia? Diciamo sarebbero 2K, e invece molti scrivono la prima K e l'ultima C, per dire... Però... No, pensavo peggio. Ecco, no. Quindi, bene. Devo dire che nel frattempo, a parte il Covid, qui i lavori sono andati avanti, perché praticamente c'è tutta una parte di questo che è un relais, quindi ci sono delle camere, c'è un ristorante, c'è una bella piscina con vista sui vigneti qui a Montalcino, dell'azienda appunto Mastroianni. Quindi il patron appunto Illy, ma stavo vedendo proprio passare dei signori che sono appena usciti dalla spa, ecco, quindi una spa diciamo ampia. Che è una spa comunque non grandissima, diciamo che è più un'area relax, però insomma poltrona massaggiante, sauna, piscina idromassaggio, doccia sensoriale, insomma diciamo una piccola spa. Poi anche la palestra, tecnogym, tutte queste attrezzature. La palestra è stata fatta proprio c'è tutta una parte che io non avevo visto, infatti sono arrivato, qui è completamente nuovo, in realtà è una parte che è stata aggiunta -1, -2, ecco, quindi sotto dove ci troviamo in questo momento, dove in realtà è rimasto tutto normale, ecco, quindi il ristorante... Diciamo che abbiamo approfittato di questi mesi di chiusura per fare dei lavori, magari per sistemare un po' tutto. E il cuoco chiaramente ha continuato a lavorare anche per i lavoratori delle aziende, della Illy, o comunque coloro che collaborano con la Illy. È stato un modo o un altro comunque per poter tirare avanti con gli alloggiati, quindi molto probabilmente è stata una bella esperienza che non c'era stata prima, penso. Sì, diciamo che col periodo del Covid, diciamo che i clienti erano più o meno obbligati a mangiare qui, e quindi magari rispetto a prima che ci poteva essere una scelta mangiamo fuori, comunque questo modo di essere obbligati a mangiare qui è stato un modo anche per scoprire la cucina del Relais. Certo, che poi in Francia in realtà, visto che c'è pure stato, come dire, è normale, come dire, prenotare le camere per poter provare una cucina appunto particolare. Magari in Italia si fa un po' meno, e ancor meno penso a Roma,
Roma è proprio la città dove ci sono i romani. I miei colleghi chiaramente vanno nei ristoranti, chiaramente, piuttosto che da Heinz alla Pergola, che è in un grandissimo albergo, ma poi negli ultimi anni tantissimi ristoranti sono andati a finire appunto in questi hotel che chiaramente fanno anche offerte. Certe volte da capogiro è anche difficile rifiutare. Lei tra l'altro ha un curriculum di buoni ristoranti, anche di bravi chef. Sì, diciamo che ho fatto delle esperienze, alcune andate bene, alcune meno bene, comunque che mi hanno formato. Diciamo che anche se ho un'età più o meno giovane, me la so sentita insomma di fare una cucina mia, cioè, magari non stando ancora sotto qualcuno che mi potesse. Ciò non preclude che comunque mi prenderò dei momenti per andare magari a fare delle esperienze per me formative, però magari me la so sentita nonostante l'età di gestire il ristorante. Quindi questa è la prima uscita in questo senso, anche già a Parigi era così? A Parigi era così. Parigi era proprio un ristorante gestito come chef patron? No, ero sempre dipendente. Insomma, abbiamo deciso di tornare in Italia. C'è stata Siete in coppia? C'è stata la chiamata. Siete in coppia con la pasticcera? C'è stata la chiamata di Mastroianni, che non conoscevo sinceramente. Mi sono informato. Anche perché Mastroianni in effetti è una cantina che esisteva prima con la J, tra l'altro. Il cognome è sì quello del famoso attore, però in questo caso c'è questa appunto J passata di mano, e quindi che in realtà la famiglia Illy. Che conoscevo come marchio ma non come relè, e quindi informandomi poi abbiamo deciso di venire qua, abbiamo visto un po' com'era tutto e abbiamo iniziato a ottobre e siamo qua da quindi 9 mesi quasi, 9 mesi. Bene. Quindi abbiamo già qualche piatto che è stato particolarmente apprezzato? Sì. Allora, uno dei piatti più apprezzati a cui tengo particolarmente è il risotto al limone, con un ragù di lingua brasata e polvere di liquirizia. È un piatto che piace molto, nonostante qui vendiamo comunque il vino nostro e la liquirizia non è che si sposa magari benissimo col rosso per certe sfumature, però è molto apprezzato. Ecco perché la cantina Mastroianni predilige i rossi, quindi non ci sarebbero bianchi. Facciamo rosso, diciamo in programma come progetto ci potrà essere un bianco, ma per ora solo rossi. Ovviamente il vino dolce, vendemmia tardiva Moscatello, la grappa, piccolissima produzione, però comunque i rossi, la maggior parte Ecco. Perché potrà sembrare strano, lei mi corregga se sbaglio, sempre che non sia cambiato qualcosa, il Relè Mastroianni è un agriturismo. Sì. Quindi proprio le caratteristiche dell'agriturismo, quindi vengono venduti i prodotti di produzione propria, qualche magari cantina appunto della zona, senza allontanarsi troppo. La carta dei vini è maggiormente ovviamente i vini nostri, però andiamo comunque a cercare dei vini sempre toscani. Ecco, se c'è in regola con appunto l'agriturismo, pensate che Illy importa uno dei maggiori champagne mondiali, o comunque che arrivano dalla Champagne. La gara è tra i produttori di champagne, parlando di champagne, ovviamente su questa Francia corta, chiaramente si è monato il discorso, e quindi stiamo parlando della Maison. C'è una Maison appunto distribuita da Illy che molto probabilmente in carta non c'è. Non ce l'abbiamo, e comunque anche noi in cucina siamo diciamo più o meno limitati da questo, e cerchiamo di usare il più possibile fornitori del posto, comunque della Toscana, per esempio la carne, prendiamo il più possibile prodotti toscani. Penso che sulla carne ci siano pochi problemi in Toscana, forse il problema è più sul pesce. Su quello no, su quello no. Sulla carne no, comunque per ora insomma. Invece sul pesce cosa... Allora sul pesce... Perché mi è sembrato di capire che la novità di questo menù
e che ci sono anche dei piatti di pesce. Ecco, quindi si può scegliere tra pesce, carne e magari anche vegetale. Allora, noi come nostro metodo di lavoro cerchiamo sempre di toccare tutte le esigenze, no? E quindi anche se sei in Toscana e qua è la carne quella che magari cercano, ti può capitare il cliente vegetariano, vegano, E chiaramente eccetera, è una eccetera. cosa che magari prima non veniva curata, perché in realtà il Campaccio è un ristorante storico che ha girato varie location da queste parti, sì. esatto, e quindi Zoccolo Duro chiaramente in un certo senso comunque apprezzava la terra piuttosto che il mare, però chiaramente... Perché comunque si pensa che chi viene a Montalcino cerca la carne, no? Però... anche perché effettivamente il vino evoca chiaramente sicuramente questo, senza ombra di dubbio. Il rosso ti porta a pensare alla carne, però c'è sempre ormai, ma non solo il vegetariano e il vegano, c'è ormai molti celiaci, molti... Certo, quindi chiaramente... Comunque bisogna sempre cercare di soddisfare tutti. Ecco, comunque in carta, nonostante magari si tratta di nicchie, chiaramente ci deve essere sempre, e questa è un po' una regola confermata, immagino, anche a Parigi, poi nella sua esperienza, dove non c'era la pasta, o comunque si metteva la pasta perché era un ristorante italiano. Sì, era un ristorante, diciamo, italiano, però anche lì comunque c'era sempre questa filosofia di, vabbè, la pasta perché è italiana, ma comunque il risotto ci deve essere sempre, poi per la cucina nostra ci deve essere sempre un risotto, una pasta ripiena, una pasta secca, comunque... E quindi per il riso cosa viene utilizzato in questo piatto, diciamo, anche molto gettonato? È un riso Carnaroli? Sì, è un riso Carnaroli della Maremma. Ah, ecco. Mantecato con burro e pecorino semistagionato di Seggiano. Seggiano è su Montamiata, c'è un famoso ristorante da quelle parti, quindi chiaramente chilometro zero, nel senso che siamo sul Monte Amiata, cioè Montalcino ha buona parte del suo comprensorio anche del Monte Amiata. E quindi, vabbè. Quindi questo ragù di lingua, che ovviamente è carne presa qui vicino, è brasata col vino rosso nostro, di solito uso il Zampio, non so se conosci, e la polvere di liquirizia, il Zampio di Mastroianni. E uso la polvere di liquirizia che però non è toscana, perché la polvere di liquirizia in Toscana non si trova, però comunque fa parte di quegli elementi accessori che sul regolamento dell'agriturismo sono indicati come complementari. C'è una piccola percentuale. C'è una piccola percentuale che si può utilizzare extra regione. Insomma. Quindi tutto in regola. Ecco, perché se non fosse stato così, molto probabilmente avrebbe potuto proporre magari anche qualche piatto romano. Qualche piatto in generale diverso da, diciamo, senza confini, insomma. Bene. Quindi cosa ne manca? A me? No, dico nel senso che sì, visto che c'è questo legame appunto ad alcuni vini, come ad alcuni prodotti, quindi ne manca qualcosa o è comunque una sfida? No, sicuramente è una sfida, ma io penso che se cerchi comunque, se hai una creatività e hai un modo di lavorare buono, anche se non puoi usare certi ingredienti, i piatti di livello sono lo stesso. Quindi sinceramente non mi manca niente. Sicuramente non puoi fare magari, che ne so, magari un'ostrica, capito? Quei piatti magari diversi. Per esempio usiamo come crostaceo la mazzancolla, o usiamo comunque, ad esempio io sono molto legato al gambero rosso che mi piace molto, ma gamberi rossi in zona se ne trovano pochi. E quindi dobbiamo un po' più andare sulla mazzancolla, su pesci magari diversi da quelli che...
perché si può arrivare all'Argentario, ad esempio, Sì. con gli acquisti, ecco, quindi Per bisogna esempio, rimanere in Toscana. per esempio la palamita sì, il tonno no, Eh. cioè, poi dipende ovviamente dalla provenienza. E pesci di acqua dolce, come potrebbe essere anche l'anguilla o il salmone. Sì, diciamo che il salmone lo trovo poco, La trota magari. un po' di più, trota, però visto che in Lazio c'è un ristorante che sembra che inizi con la, in realtà è la trota. Bene, 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 quindi parliamo anche di questa pasticceria, quindi, anche perché c'è l'interprete per parlare con la pasticcera o parla perfettamente italiano? nata a Roma. Ecco, quindi non c'è, pure l'accento romano, ecco, bene, bene, quindi sul fronte dei dessert, anche perché prima effettivamente avevamo uno chef che molto probabilmente faceva tutto, a parte non fare il pesce, io so che invece... la signora stava in sala, la signora, sì, ma faceva i dolci però. Io so che faceva i dolci. Ecco, facevi i dolci, però forse la pasticcera... Insomma, comunque, diciamo che anche noi in cucina per esigenze facciamo tutto, perché essendo solo in due e spesso arrivando a fare magari 24 persone, tra l'altro non c'è lavapiatti per dire. Sì. Quindi, beh, chiaro che vi intercambiate. Essendo in due bisogna intercambiarsi, fare un po' tutto e correre. Sì, ma immagino una pasticcera abbia il dovere comunque un po' di creare delle cose che stacchino anche dalla cucina precedente, no? Che quindi a un certo punto del pasto poi arriva veramente una nuova mano. Sì, allora diciamo che come concetto e come idee i dolci li penso io, perché comunque io sono uno che dall'antipasto al dolce, cioè, mi piace molto creare e fare piatti nuovi. Poi però ovviamente ci vuole la mano sua che sarà sicuramente meglio della mia. Che è una mano anche abituata a fare i classici, una pasticcera, io penso al soufflé, penso ai macaron, penso a mille foglie. Ecco, ecco, le mille foglie, ecco, e poi tutte queste cose che magari sono una piccola pasticceria, perché poi non c'è solo il dessert, certe volte anche il pre-dessert. Ecco. Diciamo che come concetto quello che vorremmo arrivare a fare noi, che qui è aperto solo da 2 anni, quindi diciamo che è in ascesa e in costruzione. Comunque quello che vorremmo arrivare a fare noi è dare comunque a questi 20 coperti che abbiamo qui, 20-24 insomma al massimo, un servizio, non dico da stella, ma cercare di avvicinarsi il più possibile, e quindi per avvicinarsi bisogna stringere i denti all'inizio in 2 e poi magari più si va avanti, più si assume personale, più si arriva a un servizio adeguato. Siamo appena partiti praticamente. Sì, siamo partiti. Nonostante l'ingaggio sia venuto a ottobre, chiaramente si è lavorato, ma non ancora come da qualche giorno. Ecco, detto sinceramente. Per esempio il ponte dal 29 al 6 giugno sono stati praticamente pieni per 2 settimane. E adesso il tempo non è dei migliori, quindi... Ecco, quindi abbiamo solo queste giornate che partono la mattina col sole e finiscono poi, come in questo momento, con la pioggia. E anzi, devo dire che praticamente è iniziato anche questo tour di 10 giorni che mi riguarda, dopo parecchio tempo, quindi che parte appunto dalla Toscana e parte sia da Chianti che da Montalcino e prosegue poi fino addirittura a Basilicata, queste nuove stelle Michelin che sono arrivate e quindi ritorniamo quindi anche giornalisticamente quindi ad operare, e chiaramente anche gli chef, le pasticcere, quindi i sommelier eccetera eccetera, le bottiglie di vino. Bene, quindi vi salutiamo qui da questa zona molto bella di Montalcino, perché qui poi in realtà siamo a Castelnuovo dell'Abate. Ecco, Castelnuovo dell'Abate, che è poi anche la patria del vino dolce di Montalcino. In Montalcino, ovviamente il Brunello, ma c'è anche Sant'Antimo, ecco, è proprio qui, certo. Ecco, e quindi c'è questo vino che producete anche, tra l'altro, fatti rossi. Viene anche prodotto dal Mastroianni. C'è un Sant'Antimo IGT rosso e c'è la vendemmia tardiva come vino dolce. Ecco, c'è pure un rosso. Sì. Ecco. E quindi vi invito chiaramente a passare appunto di qua per una bella escursione appunto attorno
a Montalcino.